Bonjour, bienvenue à cette capsule io che no present de io che ci preze o de io che hai tu pregia sotto lingua lo franco-provençal. Non savem che lo franco-provençal o per non comprende lo patois è preze in Valle d'Euta, è preze in Valais, in Suisse, è preze in Savoie, ma storicamente non possiamo dire che lo patois ha una lingua pregia su son zone tor de Neuchâtel in Suisse, ma in corso in lingua più giù verso il sud, tanto tor della vella de Susa o Piemont, o ben si la lingua in France, voilà anche autour de Grenoble, de Lyon. Questa è più o meno l'estensione della lingua franco-provençale. È evidente che a Vuelotin, les zones de Lyon, les zones de Genève, les zones de Neuchâtel, surtout dans cette grande ville, il y a pratiquement que tout des présés patois et il y a des ans que je prête de pieux, il surtout in Valle d'Euta. Ma des situations différentes se créent de tutta l'era franco-provençale, che le gens commencent a riprendere confianza in questa lingua che magari è anche tu dei prezzi dei cittadini o magari il y a des giovani che cercano di impiegare questa lingua finché si la conoscono un po' tanto a modo, ma cercano di la apprendere e di la impiegare in delle situazioni differenti. Una lingua che quando pensiamo magari alla letteratura non viene di vana, no? Al tempo magari non viene di vana Serlogna, ma se non è i tugi cerca la letteratura franco-provençale, non possiamo fare la scoperta che il y a una lingua già scritta bien di tempo di vana Serlogna. Magari fu anche un 1300 e les œuvres di Marguerite Douin, che finché i preseve delle vision di Gesù e di méditation religieuse e spirituelle, e lo faceva in icrien in franco-provençale. Ma lungo tutta l'histoire du franco-provençal, nous troviamo des écrits du 1500, du 1600. L'an 1602, per esempio, è l'anno dell'escalade e della chanson che poi è venuta come l'hymne national de Genève, c'est che le e no. E possiamo incodere che finché dei écrits, des poème épique in latin a été traduit in patois. Una lingua sotto il franco-provençal che è scoperta tard, se non vogliamo, gli ascoli che alla fine del 1800, il ha fatto una confrontazione tra lo francese e lo provençal e ha trovato che il y a qualcosa di una certa era che non vedevamo che funzionava né come lo francese né come lo provençal, ma che aveva una storia tutta a parte. Qualcuno y a dit che lo franco-provençal è issu di un détachement du français au 9e siècle. Qualcuno dit e pensa che il faut tornare indietro nell'Otan e pensare che lo franco-provençal, come in tutte le lingue romane, ci sono dei taccui ben davanti du latin e finché du 5e secolo si può cominciare a prendere di franco-provençal come una lingua differente du latin. Bien per queste 4 parole sull'origine du franco-provençal et merci de tout et rappelez-vous la capsule.